Verranno imbragati e calati lungo la scarpata i vigili del fuoco che nelle prossime ore torneranno sui luoghi della morte di Alex Marangon per un nuovo sopralluogo. Torna infatti in campo l'ipotesi della caduta dalla terrazza dell'abbazia affacciata sul Piave, un volo fatale tra la vegetazione e le rocce. Non a caso gli operatori si concentreranno sull'eventuale presenza di rami o arbusti spezzati alla ricerca di quella che potrebbe essere stata una traiettoria di morte. Chiaro che lo scenario della caduta dal terrazzo, se confermato, non escluderebbe né un'aggressione avvenuta poco prima, né un'eventuale spinta, né tantomeno l'ipotesi di una fuga con Alex intento a scappare da qualcosa o qualcuno. La procura, ha ribadito Marco Martani, resta convinta dell'ipotesi più grave, quella dell'assassinio, ma non può escludere tutto il resto, soprattutto a seguito del primo sopralluogo, nel corso del quale non sono emersi elementi utili, né tracce di sangue, né la possibile arma del delitto. A parlare di un corpo martoriato resta l'autopsia eseguita venerdì scorso, il cranio parzialmente sfondato, le lesioni alla schiena, le tante costole rotte, incompatibili solo con una semplice caduta per quanto rovinosa. Altra partita, quella delle testimonianze. I contorni di cosa sia realmente accaduto nell'abbazia durante il rito sciamanico restano sfumati, per non dire liquidi. Se è vero che diversi partecipanti sono stati sentiti dai carabinieri, è altrettanto acclarato come i due curanderos colombiani, che pure sarebbero stati tra gli ultimi a vedere Alex in vita, se ne siano andati a ricerche in corso prima dell'arrivo delle forze dell'ordine all'alba di domenica 30 giugno. Entrambi si troverebbero all'estero, ma non essendo indagati sono cittadini come tutti gli altri. Un caso che è diventato un grattacapo, quello di Alex, che interroga lo stesso mondo forense trevigiano. Sicuramente è un caso veramente complicatissimo, non si capisce se il ragazzo sia stato ucciso, se non sia stato ucciso. Tra l'altro veniamo anche a scoprire, lo dico francamente, di un mondo che non conoscevamo. Chi mai avrebbe immaginato che anche nel nostro territorio ci fossero queste, come dire, incontri un po' così strani. E sullo sfondo di questi riti c'è il possibile uso di sostanze psicotrope non legali come l'ayahuasca appunto, ma non solo. Se ne verranno trovate tracce sul corpo del 25enne, non si può escludere l'ipotesi di un nuovo reato, quello di cessione di stupefacente, che però a sua volta non farebbe luce sul giallo della morte di Alex.